Dopo le buone notizie giunte il giorno prima da Palermo, il Licata cerca nel primo match point il ritorno immediato in Serie D 12 mesi dopo la tragica retrocessione dello scorso anno. Si gioca in un Dino Liotta vestito a festa contro il Montelepre e per iniziare a fare festa non devono passare altro che 2 minuti quando su una rimessa laterale c'è un tocco con la mano visto dal direttore di gara, il signor Frigo della sezione arbitrale di Parma, ed è calcio di rigore per il Licata. Dal dischetto si presenta Calogero, la piana, che batte Marino nonostante quest'ultimo intuisca, ma non può arrivare. Allora dopo 3 minuti è già 1-0 per la squadra di Illo Bonfatto, il quale insieme a tutta la squadra va ad abbracciare Calogero la piana, il quale va direttamente da Santo Privitera. Poi l'esultanza sotto la curva, sotto i sostenitori della formazione giallo-blu. Poi dopo il gol si addormenta un po' il Licata, lascia l'iniziativa al Montelepre che ci prova con questo sinistro a giro da parte di Gaston Martinez, palla che si perde di poco fuori. Poi su questo lancio ancora l'ex attaccante tra le altre di Parma Valle Athletic Club Palermo si libera col sinistro, grande parata di Federico Valenti a dire di no, prova a reagire subito. Allora il Licata con questo calcio piazzato, colpo di testa su Vianisi e la parata da parte di Marino. Poi altro calcio piazzato dall'altra parte, cerca direttamente la porta alla piana, la parata di Marino poi riesce a salvare la difesa del Montelepre. Con le immagini passiamo al secondo tempo perché c'è subito una palla persa da parte di Palmisano, prova ad approfittarne Salernitana, apparecchia per Borgognone, sulla conclusione c'è la respinta. Poi ancora il numero 4 della formazione in maglia grigia che calcia al lato. Poi altro calcio di punizione, questa volta per il Montelepre. Sulla palla c'è Salerno ma soprattutto Gaston Martinez, sulla cui conclusione sul primo palo è attento Federico Valenti. Poi torna ad affacciarsi in avanti il Licata con la piana che mette questa palla in mezzo, c'è il colpo di tacco e la palla che si perde di pochissimo fuori, ci ha provato Minacori. Poi ancora azione che si sviluppa a sinistra per il Licata, controllo e mancino all'angolino. Luca Palmisano, non poteva mancare la firma di uno dei grandi protagonisti di questa grande cavalcata del Licata. Poi Palmisano, mano sulla fronte, a cercare qualcuno in tribuna per festeggiare insieme alla sua gente, insieme ai tifosi del Licata per il punto del 2-0. Montelepre che non molla, ci prova con l'onore delle armi. Conclusione nettamente fuori da parte di Musso, direttamente sul calcio di punizione. Poi entra dalla panchina Arario, perché sì, in panchina c'è anche Arario. Tiro cross beffardo, la palla rimbalza 2 volte sulla traversa, poi sul palo e alla fine Luca Palmisano col punto della doppietta, col punto del 3-0 che fa esplodere definitivamente il pubblico presente sugli spalti del Dino Liotta, perché poi dopo il tempo di recupero, dopo questo calcio di punizione per il Licata, arrivano i 3 fischi, i più attesi dall'inizio della stagione per tutta la città di Licata, per tutti il Licata Calcio, per il presidente Massimino e per tutta la squadra scesa in campo. Licata che torna in Serie D, e da Sportisiri è tutto, alla prossima.